Sì, ma chi se ne frega. Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua nel video post partita. Bella raga, giorno di paga. Di Turchia Voglio Italia. iniziare il post partita di Turchia-Italia dicendo un bel Cagliari di merda, posso? Non credo sia conveniente per te. Il canale è Gladiatore Giallorosso 94. Ma io vi voglio bene, vi voglio. Però spero che andate in Serie B. Niente, Lasciatelo niente di perdere. personale, niente di Ha personale. molto alcol in corpo il ragazzo. Scherzo, Forza Italia, Forza Italia. No, Forza Italia, Forza Italia. Vabbè, allora ragazzi, video post partita di Turchia-Italia. Partita che è finita 3-0 ma poteva finire molto di più perché mancano due rigori. Mancano due rigori all'Italia come minimo. Però è una partita che tutto non c'è niente da fare. Partita che tutto sommato a me è piaciuta, ragazzi, sto grondando. È stato fantastico. Io non voglio aggiungere altro, parla. Campioni d'Europa, campioni d'Europa. Ragazzi, salutate ragazzi! Salutate la capolista. A che cosa vuoi aggiungere? Comunque finora nell'Europeo cosa vuoi nessuna Fammi da spalla, cosa vogliamo dire? Insigne ragazzi, Insigne. Oggi Insigne tralasciando il gol, Insigne è molto male. Molto male. A me lo sai pure che non mi è piaciuto, perché mi aspettavo molto di più da Jorginho. Molto assente secondo me. Ecco. Sì. Molto assente rispetto a quello che avrebbe dovuto fare in partita. Turchia che tralasciando qualche excursus là davanti, poca roba, veramente poca roba. Ha giocato la Turchia. Infatti. Però meritavamo, ma meritavamo molto di più. Guardate quanto è bello. Visto? No, sono d'accordo, però diciamo che il lavoro al centrocampo è stato un po' bloccato nel primo tempo. Forse l'Italia non si aspettava questo atteggiamento ultra difensivo della Turchia, forse, anche perché comunque con i giocatori che si ritrova, un po' tutti ci aspettavamo una partita diversa. Poi la gestione dei falli, ragazzi, da parte dell'arbitro, veramente un qualcosa di scandaloso. Io non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Adesso chiudo perché sono senza voce. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.